Tragedia sulla via balcanica dell'immigrazione in Croazia. Un gruppo di giovani pakistani è finito in un campo minato. A 30 anni dai grandi sbarchi degli albanesi in Puglia, il ricordo del premier di Tirana, Edi Rama. L'olivocoltura in Istria, una tradizione che radica la presenza della comunità italiana in Croazia e Slovenia. Nel Salento la Xylella ha devastato oliveti millenari, una minaccia per un'attività che definisce lo spazio mediterraneo. Un romanzo sul genocidio di Srebrenica, Marco Erba, nella Città d'Argento, racconta il lato oscuro della civiltà europea. Un'altra tragedia sulla via balcanica, un gruppo di 16 migranti pakistani nel tentativo di passare il confine fra Bosnia e Croazia per recarsi attraverso la Slovenia fino a Trieste è finito in un campo minato, triste eredità della guerra degli anni 90. Vidim dole, da li ćete vi sad prići na čistinu ovo gdje oni leže? Un ragazzo è morto, 2 sono i feriti gravi. La tragedia è venuta vicino a Saborsko, in Croazia, per soccorrerli nel bosco, prelevare i feriti e recuperare la salma. Mina! Gli artificieri della polizia croata hanno dovuto sminare un passaggio largo 3 e lungo 500 metri. Un intervento durato 6 ore. Praticamente tutta la fascia lungo il confine croato-bosniaco è minata e sono ormai decine i migranti morti nei boschi della regione croata della Lika, affogati mentre cercavano di guardare fiumi o congelati in qualche tormenta. Drammi che però non fermeranno il flusso di migranti e non cambia nemmeno l'atteggiamento della polizia croata. Prevediamo che con la primavera aumenterà la pressione dei migranti illegali sulle nostre frontiere. Posso però affermare che abbiamo sia la tecnologia sia gli uomini per fermare questi movimenti. Gli immigranti soccorsi nel campo minato sono stati internati in un centro di raccolta. La maggioranza ha chiesto asilo politico alle autorità croate. Le organizzazioni non governative hanno spesso criticato la polizia croata per la brutalità degli interventi e dei respingimenti dei migranti. Secondo i volontari delle ONG, la Croazia sta facendo il lavoro sporco per conto terzi. Le violenze si sono fatte più brutali con il tempo a causa del silenzio e delle impunità di cui purtroppo e con grande vergogna godono le autorità dei diversi paesi dell'Unione Europea, tra cui anche la Croazia. Ed è importante ricordare in questo che la Croazia è al momento in fase di trattativa per l'entrata nell'area Schengen e istituzioni di diversi stati membri dell'Unione Europea come la Germania e l'Austria hanno spesso lodato la protezione della frontiera esterna dell'Unione Europea, rivelandosi di fatto complici dei metodi brutali utilizzati dalla polizia di frontiera croata. In dicembre, gennaio e febbraio la situazione nei campi di Bira, Lipa e altri nel nord-ovest della Bosnia era drammatica. Migliaia di immigrati dall'Afghanistan, dal Pakistan, dalla Siria e dal Maghreb sopravvivevano al freddo e alla fame in bivacchi improvvisati. Una situazione che la Bosnia-Erzegovina non può governare da sola. Il disastro umanitario, ma anche le critiche delle organizzazioni non governative, hanno indotto Ylva Johansson, commissaria europea per gli affari interni, a volare a Bihać e Sarajevo. È fondamentale sostenere il diritto di presentare domanda di asilo. Le persone che necessitano di protezione internazionale devono ricevere questa protezione. Compito dell'Unione Europea è dimostrare che rispettiamo i diritti fondamentali di tutti. In secondo luogo, anche coloro che non hanno diritto all'asilo sono comunque esseri umani e come tali hanno diritti e una loro dignità, hanno il diritto di essere rispettati. Ma devo anche dire però che sulla legittimità delle richieste d'asilo la Commissione non ha né la capacità né la competenza per svolgere indagini sul campo. La responsabilità è degli Stati membri. Sulla questione dell'immigrazione, però, all'interno della Commissione europea un accordo politico sembra ancora impossibile.
La bandiera rossa dell'Albania con l'aquila bicipite si affaccia sulla costa di Brindisi la mattina del 7 marzo 1991. A bordo della nave Tirana sono circa 3.500. Nel giro di poche ore arrivano in porto anche la Liria, la Calm e diversi pescherecci con oltre 4.000 persone. A tarda sera, dalla Legend, sbarcano in 5.000, un flusso che sembra inarrestabile. In prima linea il sindaco Giuseppe Marchionna, 37 anni allora. Il racconto di quei momenti è ancora vivido. Anche a causa delle condizioni del mare che si era gonfiato fino a forza 7, la Marina Militare Italiana dovette far entrare in porto tutte queste imbarcazioni di vario taglio, di vario genere. Ci trovammo di fronte a una marea incredibile. L'esodo non è del tutto inatteso. A bordo di barconi di fortuna, piccoli gruppi con poche centinaia di profughi stanno arrivando da qualche giorno in Puglia. Fuggono dalla dittatura e dalla crisi economica che sta schiacciando l'Albania. Un'esperienza indimenticabile per chi l'ha vissuta. Siamo usciti da lavoro tutti insieme, un gruppo di amici, e siamo saliti direttamente in nave. Tutto il porto era aperto, gente da paura che spingevano per salire, per trovare un posto. Ma da questa parte dell'Adriatico nessuno è pronto a ricevere in poche ore oltre 25.000 persone. Ho visto che gli altri sono venuti qui, hanno trovato lavoro e sono in condizioni meglio di me. Io sono studente e qui sono andati anche io operai e hanno trovato lavoro e sono in condizioni meglio di noi. Le prime 2 notti in tanti le passano ammassati all'aperto e al freddo sulla banchina del porto. Con quello che si poteva riparare. Erano dei celofan di un carico accantonato al porto che è stato assaltato e ognuno si copriva con il celofan. Noi in 4 amici abbiamo salpato la rete della recinzione e abbiamo visto una macchina un po' rotta, era aperta. Siamo entrati e abbiamo passato la notte là. Il sindaco registra un appello alla cittadinanza diffuso da tutte le radio locali. Disse sostanzialmente: non abbiate paura, questa gente ha solo fame e freddo, ha bisogno di un po' di aiuto, aiutateli e vedrete che ve ne saranno riconoscenti. La risposta della città non si fa attendere. E da qualsiasi portone che tu passavi scendevano buste di vestiti o di cibo. Era il popolo, era il brindisino semplice che tu incontravi per strada che si avvicinava a darti una mano. A 30 anni di distanza l'Albania non dimentica la generosità dei pugliesi, come ricorda il primo ministro Edi Rama in visita a Bari e Brindisi per le celebrazioni dell'anniversario dei primi sbarchi organizzate dal Consiglio regionale pugliese. Vorrei solo dire grazie per tutto quello che gli italiani in generale e i pugliesi in particolare hanno fatto. La gente semplice, le famiglie. Ma la Puglia sta per affrontare un nuovo grande sbarco, con i 20.000 che a bordo della Vlora l'8 agosto 1991 arrivano nel porto di Bari. L'olivo è uno dei simboli dell'Istria. Coltura secolare, negli ultimi 2 decenni c'è stata un'esplosione di questa attività con il numero di piante che è aumentato di 12 volte. La rinascita dell'olivo ha portato molti degli italiani che vivono nella penisola a riscoprire la propria terra. Uno dei centri dell'olivocoltura in Istria è Dignano, paese sulla punta meridionale della penisola, non lontano da Pola. Livio Belci è il presidente della comunità degli italiani di Dignano. Lo troviamo a lavorare in uno dei suoi ulivetti mentre suo fratello Lorenzo soltiva gli spuntoni per dare luce alle piante. L'aiuto trattorista è Gio. Le varietà delle piante sono nel solco della storia. Portare avanti una tradizione, dando ragione ai nostri anziani, ai nostri avi, e portare avanti la busa, la sisolera, la rossignola, la carbonassa. Questi i cultivar che praticamente abbiamo trovato in loco, abbiamo trovato nei nostri appezzamenti, nei nostri olivetti.
Abbiamo piantato sempre l'ori e stiamo di Dio dell'ori perché li abbiamo portati ai vertici, ormai si è arrivati ai vertici mondiali e mi spero che manterrà sempre questo livello perché vediamo che ogni anno sa sempre più la gente apprezzare le qualità autoctone, cioè non bisogna niente inventare, basta girarsi attorno, vedere cosa si è impiantato attorno da noi e piantare quello. L'ulivo viene percepito da sempre come un valore, uno dei mezzi per mantenere la famiglia. Noi sapevamo che l'olio era sempre un mezzo di baratto, era praticamente una moneta, perché mi ricordo mio papà quando ne parlava, con 2 litri di olio si poteva fare un paio di scarpe e la moneta era l'olio. Il rilancio dell'olivocoltura in Istria è iniziato negli anni 2000. Contributi regionali, statali e europei hanno consentito sia il reimpianto degli uliveti sia la modernizzazione della produzione. Un esempio di questa rinascita è il frantoio dei fratelli Sandi e Teddy Chiavalon. Con l'olivicoltura abbiamo rivitalizzato tutto il territorio, abbiamo riscoperto delle campagne che da decine e decine di anni erano abbandonate, le abbiamo tirate fuori dall'abbandono e adesso Dignano sta ricostruendo tutto il territorio come era una volta, coltivato. A partire da questo oggi sono nate tante aziende come la nostra che lavorano gli oliveti, producono olio ed esportano in tutto il mondo. C'è interesse per lavorare nei campi, negli uliveti? Manodopera nell'agricoltura è scarsa sia in Italia sia da queste parti. Fino al 2019, fino alla crisi del Covid, i problemi c'erano, adesso un po' meno perché c'è anche un po' più di manodopera in giro e si trova la manodopera che prima scarseggiava. E in Croazia come pagate i braccianti stagionali? I voucher ci hanno dato la possibilità di arrivare alla manodopera che prima non era disponibile. La Slovenia e la Croazia intendono introdurre una etichetta comune per i prodotti istriani di origine controllata. L'Unione Italiana, l'organizzazione che rappresenta la minoranza, ha chiesto che questa etichetta sia trilingue, croata, slovena e italiana. È giusto che Slovenia e Croazia registrino i marchi DOP a livello europeo come marchio congiunto Istria slovena e Istria croata, così si presentano sul mercato in maniera più forte, ma è giusto anche che ci sia il nome italiano. Nell'Istria slovena e nell'Istria croata l'italiano è lingua ufficiale, riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi croate e slovene, ma anche per una questione commerciale, per far capire la ricchezza multiculturale e plurilinguistica dell'Istria e quindi anche per presentarsi in maniera più efficace sul mercato europeo e italiano. Un'iniziativa ora al vaglio dei governi di Lubiana e Zagabria che però potrebbe rafforzare in modo concreto la comunità italiana dell'Istria. Da sempre l'olivicoltura rappresenta un interesse comune dei paesi del bacino mediterraneo, con l'Italia a riferimento centrale. Proprio l'Italia, però, ormai da diversi anni è alle prese con un flagello che sta danneggiando pesantemente lo specifico comparto. Parliamo della xylella che di fatto ha distrutto l'olivicoltura del Salento, in Puglia. E se da una parte continua la ricerca per contrastare il fenomeno, sempre più in crescita, dall'altra c'è chi ritiene che lo stato di difficoltà vada affrontato con una vera e propria rivoluzione. Molti olivicoltori del Salento si stanno interrogando sull'efficienza di quel modello produttivo che ormai era vecchio, piante vecchie, difficilmente meccanizzabile, prodotto non all'altezza delle nuove richieste di mercato. Credo che possa essere, se guidata per bene, noi stiamo facendo di tutto, un momento di rilancio, di nuova imprenditoria, di giovani, di imprenditoria nuova, di meccanizzazione, di tutti quei processi che servono a recuperare il momento di difficoltà delle produzioni italiane e a creare grande quantità di olio italiano e riportare la Puglia al centro del mondo. Certo esiste un patrimonio ambientale e paesaggistico da salvaguardare, basti pensare agli ulivi secolari, ma è indubbio che il futuro dell'olivicoltura dovrà prevedere nuove cultivar resistenti alla xylella e soprattutto nuovi impianti intensivi e superintensivi in Spagna, Portogallo, ma anche in Tunisia e nei paesi del Mediterraneo orientale. La rivoluzione è già in atto, paradossalmente è l'Italia a muoversi più lentamente. La produzione della campagna olearia 2020-2021 segna
per il bel paese 360.000 tonnellate, 275.000 per la Grecia, 225.000 per la Turchia, per citare qualche esempio. L'Albania 11.500 tonnellate, guida la pattuglia dei paesi balcanici dove la nuova olivicoltura è in decisa ripresa, e a questi e agli altri che si affacciano sul Mediterraneo è rivolta l'attività del Centro Internazionale di Studi Agronomici Avanzati, il CIAM, che ha nella sede di Bari la centrale operativa. Qui è stata messa a punto un'attività di prevenzione per la xylella, ma non solo. L'impegno quindi è particolarmente intenso quindi per far sì che paesi quindi della riva sud, ma anche del Medio Oriente, ma anche quindi dei Balcani, possano organizzarsi quindi perché abbiano quindi dei servizi tali di monitoraggio e mettano in campo quindi delle misure per poter contenere anche quindi eventuali altre quindi malattie quindi invasive. La xylella è un qualcosa quindi che ci ha dimostrato che è importante costruire insieme, conoscere quelle che sono quindi le loro quindi realtà. Su questa conoscenza mettere in campo quindi dei meccanismi che possono essere anche con l'aiuto quindi di tecnologie quindi avanzate quindi per quindi la diagnosi, ma anche quindi per la sorveglianza, quindi il monitoraggio. L'olivicoltura merita attenzione estrema. Per diversi paesi, dalla Tunisia al Marocco, dal Libano alla Giordania, all'Iraq, il comparto è strategico, e se anche lì la xylella dovesse manifestarsi, le difficoltà non sarebbero soltanto economiche, ma anche sociali, con effetti pesanti, difficili da prevedere e ricadute che potrebbero riguardare l'intera Europa. C'è stato un giorno nel quale il genocidio è tornato nel cuore dell'Europa. Era il luglio del 1995, quando le truppe serbe di Ratko Mladic entrarono a Srebrenica, un tempo città multietnica, in quei giorni abitata esclusivamente da persone di tradizione musulmana. Separarono le donne dagli uomini e, dopo aver condotto questi ultimi nei boschi intorno alla città, diedero il via a quella che passò alla storia come la marcia della morte. 8.000 vittime trucidate e gettate in fosse comuni, il punto più basso della follia nazionalista che seguì alla distruzione della ex Jugoslavia. Sono passati 25 anni e parlare di Srebrenica significa riflettere anche sui rischi del presente. Anche perché quello che è avvenuto lì è paradigmatico e può aiutarci a comprendere molto bene quello che sta accadendo in Italia e in Europa anche oggi, o che rischia. Ciò che mi colpisce è che quando parlo con amici bosniaci tutti mi dicono che nessuno si sarebbe aspettato una guerra fino a poco prima che scoppiasse. È la storia che fa da sottofondo a Città d'Argento, il romanzo scritto da Marco Erba. La curiosità di Greta, un'adolescente nata e cresciuta a Milano da padre bosniaco, ci porta passo dopo passo alla scoperta di una storia familiare dolorosa, che è la storia di un'intera generazione bruciata dal conflitto che distrusse la ex Jugoslavia. Quando la politica, l'informazione, i mezzi di comunicazione cominciano a imbottire la gente di paura, il gioco è pericoloso, perché i passi sono sempre tre. Il primo è la paura, il secondo è l'odio e il terzo è la violenza. Se io ho paura di chi è diverso da me perché mi convincono che quello è il mio nemico, comincio a essere ostile nei suoi confronti, e poi la violenza è un passo. Greta, giovane e provetta nuotatrice, scopre quelle ferite passeggiando nella Bosnia di oggi, dove il dolore è ancora visibile, ma non mancano storie di riconciliazione e di riscatto. E proprio lo sport è la chiave per conoscerle. La metafora sportiva dice proprio questo: si può essere avversari essendo anche amici e rispettandosi, perché l'odio di fatto è una grande autorete. Riconciliazione come insegnò Nelson Mandela e come fa Sena, una delle protagoniste del libro, una madre che perde il figlio ucciso da un cecchino durante l'assedio di Sarajevo e che però al termine della guerra nel suo locale vuole assumere proprio un giovane serbo che da quelle colline sparava sulla città. E noi uomini parliamo di giustizia, ma intendiamo per giustizia il nostro desiderio di vendetta, una violenza giusta che metta le cose in pari. Ecco, la giustizia non tocca a noi. Noi possiamo solo perdonare e andare avanti, o continuare a odiare e creare muri
e restare prigionieri del nostro stesso odio. Il rischio di perdere la memoria e di una svolta identitaria e pericolosa certamente c'è. Nel mio libro ho cercato di raccontare l'orrore, però per trasmettere speranza, ma questa è una mia precisa scelta personale, perché credo che i libri debbano trasmettere speranza e voglia di futuro.